Eccoci, nuova puntata di 40, 3 temi che affronteremo insieme guardando l'immagine del passato, discutendo con le personalità in studio con il presente per capire insieme quale futuro. Il primo tema è Tina Anselmi, a Castelfranco si discute che cosa dedicargli, se dedicargli qualcosa a questa personalità della politica ma anche dello Stato italiano, ricordiamo che è stata anche Presidente della Commissione sulle logge massoniche sulla P2. Poi parleremo di agricoltura, l'agricoltura di ieri, l'agricoltura di oggi, con temi che poi sono ricorrenti e anche immagini davvero particolari e qualche fuori onda. E parlando di fuori onda andremo poi, visto che verso la fine ci si deve divertire un po', a vedere le fiere di San Luca e sono convinto che molti di voi si rivedranno in quelle immagini di oltre 40 anni fa. Tutto questo naturalmente dopo la sigla. Diciamo la Sanremo ha un futuro perché è un'azienda che è inserita nel mercato in modo positivo, c'è da verificare anche in base alle leggi che dispongono che le aziende della GEPI, soprattutto nel nord, tornino al privato, se vi siano tutte le condizioni perché l'azienda possa essere privatizzata, evidentemente avendo un futuro. Cosa significa? Che ritengo giusto che noi stessi politici chiediamo alla GEPI che dopo tanti sacrifici che la comunità ha fatto per salvare questa azienda, il passaggio nel privato avvenga se ci sono le condizioni di sicurezza. Trasparenza anche. E trasparenza, chiaramente non si chiede tanto a un'azienda di venire qui perché ha aiuti dallo Stato, quanto di venire qui perché l'azienda appunto è un'azienda competitiva e che quindi può essere richiesta da un privato. Tina Anselmi, primo ministro donna della Repubblica Italiana, ne discutiamo con un amico di Tina Anselmi, ovvero Arnaldo Brunetto, ex vicepresidente della provincia di Treviso, ex parlamentare della Democrazia Cristiana, ex sindaco, insomma una vita a servizio di. E poi naturalmente l'attuale presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcona, e sindaco di Castelfranco. Partiamo nella versione da sindaco perché c'è dibattito a Castelfranco. Tina Anselmi castellana, Tina Anselmi non solo ministro, non solo soprattutto esponente politico, ma anche presidente di una commissione importantissima come quella che ha, come dire, cercato di far luce sulle logge massoniche. Voi a Castelfranco state pensando di dedicargli qualcosa? Com'è nato questo dibattito? È nato sulla scorta di cercare di onorare un personaggio illustre e Tina Anselmi per Castelfranco è stato un personaggio illustre. Abbiamo intitolato una sala della biblioteca che ospita tra l'altro gli atti della Commissione P2 donati da lei ancora quando era in vita e quindi un'ala della biblioteca è già intitolata a Tina Anselmi. Poi la discussione insomma parte e ritorna ciclicamente nel momento in cui si va verso la ricorrenza della sua scomparsa, il 1° novembre del 2017 lei è scomparsa. Io posso solo dire che ho parlato più volte anche con la famiglia perché credo che sia doveroso se si va in qualche modo ad onorare Tina che ci sia la partecipazione della famiglia. Anche oggi sulla stampa, in questi giorni sulla stampa vi è un articolo di dedicarne una via, una piazza, una rotatoria, ne abbiamo sentite un po' di tutti i colori, una scuola. Tutte cose positive, ma per esempio intitolare la via dove abitava Tina Anselmi a Tina Anselmi non è gradita dalla famiglia. Insomma ci state pensando? Ci stiamo pensando e qualche opportunità probabilmente verrà. Ma adesso ci ragioniamo insieme perché intanto cominciamo a vedere le prime immagini di un convegno del 1987 nella regia il nostro Andrea Brasso con Roberto De Rigon, sono prontissimi, l'inserto è l'11 e lo faccio vedere ad Arnaldo Brunetto perché è un congresso della Democrazia Cristiana e dove dobbiamo avere il coraggio di sperimentare il nuovo e proporci come partito che ha coscienza del passato, del presente, eccetera, eccetera. Facevate i titoli lunghi, peggio del foglio di Ferrara, i titoli più lunghi dei servizi. Importante era leggerli. Importante era leggerli. E qui allora
Qui vediamo, diciamo così, la DC. Il ruolo di Tina Anselmi all'interno della Democrazia Cristiana e di questa Democrazia Cristiana. Il ruolo della Democrazia Cristiana di Tina Anselmi è sempre stato quello di spingere, di anticipare tante volte anche. Io ricordo un suo intervento, la prima volta quando l'ho conosciuta poi, nei primi anni 60, al congresso provinciale della Democrazia Cristiana, non ricordo quale, comunque ho visto questa donna appassionata, convinta, consapevole delle cose che diceva, non che parlasse a Vanvera, anticipatrice rispetto ai tempi, su tanti temi della donna, eccetera, per cui credo che questa funzione di anticipazione che io ho capito fin da allora l'abbia mantenuta per tutta la sua vita in tutte le sedi. All'interno della DC, cioè di donne, diciamo, perché mi viene in mente Nilde Iotti per il Partito Comunista, per la Democrazia Cristiana mi viene in mente Tina Anselmi, allora una mosca bianca. Non era della DC, era così, le donne stavano più a casa e... Infatti non so se si vede in questo congresso, magari se il nostro Andrea ce continua a farcelo vedere, poi magari Andrea, torniamo un po' indietro così, Brunetto descrive a quelli che non li hanno conosciuti personalmente un po' di personaggi proprio dell'incontro, proprio anche per dare il peso, la storia delle persone. Allora dicevamo, appunto, a Treviso avevamo avuto dal Canton, che non ha avuto un ruolo secondario nel Parlamento italiano, nella politica italiana e nella provincia di Treviso, conseguentemente. Quindi eravamo già... Merlin adesso io non posso parlare di lei perché non la conosco, ma dal Canton sì. Quindi lei non è stata la prima, è stata la prima a fare il ministro, però avevamo avuto altre donne, poi avevamo un movimento femminile all'interno della Democrazia Cristiana dove c'erano bellissime intelligenze e persone capaci. Ecco, ci descriva un po', diciamo, Mario Faraday Gradi, Dino De Poli, cito i nomi, Belatina ovviamente, poi ho visto... Adami, ex sindaco di Montebelluna, poi Lino Innocenti che è stato il mio presidente Carlo Bernini, D'Adalta, vedo dietro, Mario Fasson, eravamo i gemelli noi. I gemelli perché lui è di Resana? Eravamo il gruppo fanfaniano, no? Ecco, giusto per capire, mi piace vedere queste immagini perché... Ma qui siamo in Teatro Comunale Treviso tra l'altro, ma per chi non si ricorda la DC, com'era? Frasson era il segretario della DC allora. Frasson era il segretario della DC allora. Ecco. Ma la DC era divisa in correnti, cioè in sottopartiti, possiamo dire così? Forse è eccessivo dire così, però in qualche maniera se vogliamo rapportarla ai tempi di oggi potremmo anche usare questa impropria espressione, perché la DC ha avuto fin dall'inizio, dopo mi pare. No, questo è Gionco. La DC è nata con De Gasperi ed era primi anni Toni Marta e Pavan Agostino. È nata senza le correnti subito. C'era De Gasperi, il leader riconosciuto da tutti, c'erano però tante espressioni, tanti caratteri, tante, come si può dire, tante culture e tante idealità all'interno della Democrazia Cristiana, un partito interclassista, pluralista e avanti di questo passo. Quindi era inevitabile che dopo la morte di De Gasperi attorno a questi leader si formassero anche dei gruppi, delle correnti, che però erano a quel tempo correnti di pensiero. Valeva all'interno del partito il confronto, ecco, ma allora, non il calcolo. Tina Anselmi da che parte è stata? Perché poi voi avevate la destra e la sinistra. Tina Anselmi è un po' più giovane rispetto ai vecchi capi corrente e comunque lei si è collocata fin dall'inizio con Aldo Moro, quindi lei era il gruppo Moroteo. Quindi sinistra inizialmente Moro e Dorotei erano più al centro, forse anche centrodestra, ma lei era legata a quest'uomo che ben presto si è staccato e ha formato questa corrente di sinistra dei Morotei. Poi c'è stata la sinistra di base, ci sono state varie forme, però mai in forma direi faziosa la Tina. No, la Tina era una che amava il confronto, che amava il dialogo, che amava queste cose, insomma, no? Per cui la corrente per lei non è mai stata un punto di forza per pretendere qualche cosa. Ecco, ma in una provincia come quella di Treviso, che è prettamente democristiana, diciamo così, più verso la destra, più verso moderata, diciamo così. Moderata, Tina Anselmi non è che fosse in minoranza poi alla fine. Chi governava? Tina Anselmi, ho detto prima, era un po' all'avanguardia, quindi era facile anche seguirla. Noi stessi fanfaniani con lei
in un convegno fatto sui montagna Cison, abbiamo stabilito di formare una lista con Tina Anselmi, con i Morotei, con la sinistra di base, cioè, allora la chiamiamo la lista numero 2. Quindi eravamo orientati in quella direzione, eravamo sì più al centro noi come gruppo fanfaniano, però sempre in quella direzione, sempre più facilmente alleati dei Morotei, della base, eccetera, della sinistra di Forze Nuove. Morotei, poi c'erano i fanfaniani che erano più centristi, e poi cosa c'era? I Dorotei a destra. I Dorotei, poi c'erano le Forze Nuove, quelle di Marta, abbiamo visto Marta prima. Forze Nuove che è ancora più a destra. No, era la sinistra sociale della sinistra, quindi ancora più sinistra di Morotei. No, neanche direi. È un po' difficile, difficile capire. Allora, cioè, era una questione, non si può fare, non si può spezzettare come una mela. Non era una mela, era una questione di sensibilità. La sinistra sociale era sinistra come lo era la base, come lo erano i Morotei, però avevano questa spiccata sensibilità verso il mondo sociale, gran parte di loro provenivano, ho visto prima Agostino Pavan, sì, Marta, dal sindacato, no? Anche la Tina Anselmi è stata sindacalista all'inizio e la sua passione credo derivi un po', oltre che dalla partecipazione alla resistenza, ai fatti di Bassano, eccetera, anche da questo suo impegno nel sindacato. No? Ecco, proprio perché chiedo scusa perché sennò io ho una scaletta No, non taglio, è interessantissimo, però giusto che si parla di sindacato, io salterei con il nostro Andrea Basso, andrei direttamente a un servizio che è l'inserto 20, perché è del 91, si parla di Cison di Valmarino, però non è quell'incontro, è un incontro con i giovani e si parla di lavoro. Guardiamo questo servizio. Anno? 91. Siamo più. Il lavoratore europeo di un secolo fa agli albori dell'industrializzazione, operaio all'interno di strutture produttive prima inedite e dotate di macchine in grado di utilizzare forme di energia del tutto nuove e sorprendenti, non aveva praticamente né strumenti di tutela né di garanzia nel posto in cui svolgeva la sua mansione. I miracoli della tecnologia che iniziarono a consentire le prime accelerazioni della imprenditorialità in zone nelle quali l'economia era sempre stata a carattere puramente agricolo, ebbero come effetto parallelo la riduzione a figura secondaria dell'operaio, completamente privo di ciò che viene oggi chiamato il diritto del lavoro. Ad avvertire come, in modo senza dubbio drammatico, il valore della persona umana veniva ad essere ignorato nella società industriale fu tra gli altri, e forse più energicamente di tutti, un Papa, Leone XIII, la cui enciclica Rerum Novarum è considerata oggi, a 100 anni dalla sua promulgazione, la base della dottrina sociale della Chiesa, sviluppatasi poi con il contributo di altre encicliche di pontefici successivi, riguardanti sempre la posizione dell'uomo nei confronti dei meccanismi che regolano i sistemi di vita nella società. Su questo tema si è discusso nei giorni scorsi in un convegno a Cison di Valmarino dal titolo Giovani, lavoro e società a confronto, organizzato dal Centro di Formazione Professionale dell'Opera Salesiana di Vittorio Veneto. Ad esso hanno partecipato numerosi i giovani che hanno già conseguito il diploma e che si trovano inseriti in realtà lavorative attuali, spesso non estranee a problematiche simili a quelle denunciate un secolo fa da Leone XIII. Sindaco Marcon, allora torniamo a Castelfranco. Tina Anselmi l'abbiamo vista energica proprio nello spiegare queste cose. Che idea si è fatto, che si sta facendo la città di questa persona che adesso non c'è più? C'è una manca oppure c'è una nuova generazione che porta avanti queste idee politiche? Oggi il tempo della politica è diverso rispetto al tempo in cui c'era Tina Anselmi e c'era l'onorevole qui con noi presente. Io dico sempre che siamo figli del nostro tempo. Il concetto di destra e sinistra per esempio un po' vacilla, oggi si parla con una prospettiva diversa. L'idea di Tina Anselmi è sempre un'idea positiva, nomini Tina Anselmi uguale positività per il rapporto che aveva con la cittadinanza, per i suoi primati, essere stato primo ministro e donna in Italia, per l'essere stato staffetta, insomma ciclicamente emergono i suoi record
e contestualmente Castelfranco li accompagna, insomma, ecco, quindi c'è sempre un'idea di positività rispetto a Tina Anselmi. E quindi pensare più a una strada o pensare più, ad esempio, che ne so, visto che lei lavorava con i giovani, a una struttura, diciamo, magari proprio di istruzione, di informazione? Ho visto, ci sono dei comitati che promuovono anche il cambiare nome ad una scuola, l'Istituto Nightingale, intitolarlo alla Tina Anselmi. Potrebbe essere un'idea, ci stiamo lavorando oppure ci stanno lavorando. Personalmente io ho detto che a mio modo di vedere ci vorrebbe qualcosa che a Castelfranco ancora non c'è, di grande, e abbiamo delle operazioni potenzialmente... Quindi qualcosa di nuovo? Secondo me sì. Bene, allora adesso invece torniamo di qua, torniamo ad Arnaldo Brunetto perché ho un piccolo regalo per lei. Andiamo all'inserto 24, siamo al 13 maggio dell'87 e si chiudono le liste per le elezioni politiche. Sentiamo chi è il candidato e chi è capolista. Ultimissime battute per i partiti politici prima della scadenza dei termini per la presentazione delle liste fissata tra pochi minuti. Nella stragrande maggioranza dei casi i giochi sono già fatti da tempo e comunque i dubbi che ancora in giornata sussistevano devono essere già stati sciolti. Le liste saranno ovviamente rese note in via ufficiale in nottata, ma è già possibile tracciare un panorama attendibile, almeno per quanto riguarda i nomi di punta dei partiti trevigiani. Cominciamo dalla Democrazia Cristiana. Alla Camera sarà capolista Tina Anselmi, riconfermati i deputati uscenti Lino Armellin e Bruno Zambon. I nomi nuovi su cui punta lo scudo crociato dovrebbero essere quelli di Francesco Adami, Arnaldo Brunetto e Mario Frasson. Al Senato la Democrazia Cristiana presenterà gli uscenti Mario Ferrari Agradi e Angelo Pavan assieme allo storico di designazione romana Gabriele De Rosa. Poi come è andata a finire? Per quanto mi riguarda non ci sono stati problemi perché io ero già candidabile per il fatto che alle elezioni precedenti dell'83 ero risultato il primo di non eletti della lista democristiana, quindi in qualche maniera avevo acquisito il diritto, non c'è stata discussione sul mio nome, sono entrato facilmente in lista, poi sono entrate le persone che sono state lì citate, ma la domanda eletti sono stati la Tina Anselmi. Ma la domanda era, ma voi quando entravate in lista eravate già sicuri di essere eletti? No. Io nell'83 sono entrato in lista, nell'87 c'erano ancora tutti i vecchi notabili, sperando in qualche cosa, di arrivare ottavo, perché la DC a Treviso aveva 7 eletti nel candidato nel collegio Venezia-Treviso. No? Ma se arrivo ottavo sono a posto e io sono arrivato ottavo. Se non che la DC ha preso 7 seggi perché uno è andato poi alla Lega da un'altra parte, insomma. Quindi non eravamo sicuri, ci speravamo, ecco. Poi nell'87 invece si sente, si avverte, no? Quando, adesso è diverso, adesso vanno in lista e c'è la lista preconfezionata, allora c'è da raccogliere preferenze. 40.000 preferenze come quelle che ha preso Frasson o come quelle 38.000 che ho preso io allora non sono poche, una sopra l'altra. La Tina Anselmi ne ha presi molte di più, che ben si sa. Ecco, quindi bisognava avere un rapporto col territorio, con la gente, ecco. E si palpava questo, no? Quindi uno sapeva, sì ce la faccio, sento che ce la faccio, e infatti ce l'ho fatta. Allora, due domande secche. La prima, adesso c'è stata la rivoluzione, fra virgolette, dei parlamentari, il taglio dei parlamentari. Sì. Positivo o negativo, secondo lei, che c'è stato giù a Roma? Io condividevo il taglio dei parlamentari ancora quando ero deputato. Perfetto. Perché? Mi basavo su quelli che partecipavano e quelli che non partecipavano, perché al di là della tara di coloro che sono ministri, però c'è meno rappresentatività, tanta gente che non partecipava. Allora, chi rappresentava quella gente, chi rappresentava quei deputati, quei senatori che non venivano? Nessuno. Allora, tanto vale tagliare. Insomma. La seconda domanda. Forse la mia è una forzatura, no, la pensavo così allora. La faccio un po' più veloce perché quindi accetto. Seconda domanda, poi passiamo al sindaco presidente. Tina Anselmi qui è capolista. Sì. Quando è che poi, come dire, viene, perché poi la storia dice che è stata lentamente ma messa da parte. Ma non è vero, questa è una mistificazione della storia. Tina Anselmi è stata messa in un collegio che fino ad allora aveva avuto sempre eletto un democristiano. Sia, adesso non ricordo se fosse Vittorio Veneto con Vittorio Veneto con Belluna o quello non ricordo, potrei anche sbagliarmi, quindi dovrei andare a vedere gli annali. Però in tutti e due i collegi aveva sempre vinto, e con un margine sicuro,
La democrazia cristiana. E invece quella volta lì? Invece quella volta lì ha vinto la Lega. Ecco qua, allora, la Lega... È il ciclo storico, ma non è stata la democrazia cristiana a metterla da parte. È cambiato il tempo. L'ha messa dove poteva metterla, e quello erano i collegi, quindi è una mistificazione quella di dire che allora la DC ha tirato fuori la Tina Anselmi. Non è vero assolutamente niente. Sentendo l'onorevole, voi che siete non siete neanche più la novità, perché la novità, però la Lega... La Lega era che cosa ha portato in cambiamento? Agli albori nel 92, specialmente nei territori come i nostri. Il cambiamento della Lega, la questione settentrionale all'epoca. La questione settentrionale è stato un elemento forte e sentito e ha posto l'attenzione, insomma, della discussione politica su determinati sprechi, su un modo di condurre le pubbliche amministrazioni che non era più figlio del tempo nostro. Io ho ancora 3 minuti, però cercherò di sforare un po', lo so che poi ho registrato che mi fa. Però, proprio perché si parla di questione settentrionale, è un cameo, perché è carinissimo ed è recuperato da degli originali. È Ciriaco De Mita che è a Castelfranco e sentite come parla in democristiano, poi ce lo faremo tradurre, parlando della questione settentrionale, anzi della questione veneta. L'inserto per il nostro regista e anche per Roberto Durigon è il 14, vediamolo insieme. Precedenti impegni assunti, dovevo aprire la campagna elettorale con Borgano a Torino, ma quando Guidolin ha insistito per che fossi presente con voi, io ho discusso stesso con voi, ricordi al congresso di Verona, il povero amico Bisaglia mi invitava ad avere un po' di più della finezza dello spirito veneziano e in quella circostanza io opportunamente dissi di evitarlo per dare al partito una spinta diversa. Però è vero che questa popolazione, questa realtà è interpretata con gli schemi esterni a questa realtà. E questo fenomeno, voglio dirlo, l'ho detto quando mi è capitato agli amici del partito nel Veneto, che io considero valido per le deficienze che denuncio, è come approfondire l'analisi di questa realtà, non tanto e non solo per le virtù personali. Ce la traduce? Allora dice no, l'amico Bisaglia credo faccia fosse un po' più... faccia più riferimento non all'autonomia così come è oggi all'ordine del giorno del Parlamento, eccetera, ma all'autonomia della democrazia cristiana, perché allora c'era un'iniziativa di Bisaglia, Bernini ed altri, e anch'io ero d'accordo, eravamo tanti d'accordo, di fare della democrazia cristiana veneta o del nord-est una specie di CSU bavarese. Cioè volevamo non staccarci, ma dare una impronta specifica al ruolo della democrazia cristiana nel nostro territorio che non fosse solo quello della democrazia nazionale, senza perdere di vista la necessaria solidarietà, gli accordi, però c'era un qualcosa di specifico che ci sfuggiva e che noi volevamo fosse presente, e questa era la richiesta di Bisaglia, di Bernini, di Guidolin, che ho visto là, era il segretario regionale. Era il 1985, non so se... ma io me lo ricordo questo, allora avevo già questa era la motivazione. Adesso sentiamo invece il politico di adesso, a sentire De Mita così. Hai detto bene, serve una traduzione, per certi aspetti è difficile seguirla. Però c'era il messaggio. Sì. Parlavano in codice per certi aspetti, tra di loro si capivano, gli altri avevano bisogno dell'interprete. Allora, ho ancora un paio di minuti. Lui era un po' speciale da questo punto di vista. Allora, velocemente, secondo lei Tina Anselmi come deve essere ricordata a Castelfranco, a Treviso e in Veneto? Deve essere ricordata senz'altro perché è parte della storia. Io non voglio entrare nelle vicende interne di un comune, di una realtà, eccetera, però ho sentito parlare di sindaco di scuola. Lei è sempre stata molto vocata per questi problemi, ha sempre dedicato la sua attenzione, il suo impegno nel settore dei giovani, della scuola, del lavoro, eccetera. Quindi in primo luogo una scuola,
fosse una scuola professionale, per esempio, non sarebbe male, perché lei era impegnata nel settore del lavoro e nel settore della scuola. Sentiamo il sindaco, pensate qualcosa di nuovo oppure potrebbe essere... Senza interferire. Ripeto, secondo me è un qualcosa come Presidente che non della provincia, perché lei è anche Presidente della provincia. Come scuole provinciali, anche nel doppio ruolo potremmo essere avvantaggiati se questo è condiviso un po' da tutti. A Castelfranco abbiamo due opportunità che oggi non ci sono e che verosimilmente si concretizzeranno. Uno, la nuova cittadella della musica. Ci sono delle variabili che ancora non ci consentono di essere certi perché siamo in attesa, il conservatorio è in attesa di un finanziamento. L'altro sono gli impianti sportivi, perché ha avuto anche un passato giovane come donna sportiva. Era molto appassionata di musica lei, eh? Era appassionata di musica e quindi queste nuove opportunità nascerebbero per Tina Anselmi. E come Presidente della provincia magari pensare che ne so al CFP? Potrebbe essere un'opportunità, visto che poi è vostro no. CFP? Non dico di no, deve essere comunque gradito e condiviso. So che farò arrabbiare il regista, ma dobbiamo saltare completamente tutta una pagina che avevo preparato per voi, ma tornerete per parlare della provincia ieri e oggi, la vedremo un'altra volta perché non c'è più tempo, però queste immagini le voglio dedicare al sindaco di Castelfranco. L'inserto è lo 03. Ed è un inserto di 30 secondi, ma perché lei nell'84 aveva 16 anni? 16 anni. Allora è giusto che vediamo un po' di queste immagini, vediamo se no... Eccolo qua. Questo cos'è? Andava qui? Sì, non si potrebbe dire, ma anche di notte qualche volta si andava a quell'età. 1984, tutte queste persone adesso sono... persone sono in attesa di vedere riqualificati quegli impianti che sono più o meno gli stessi, con qualche piccolo accorgimento sui quali stiamo lavorando. Ma sono ancora attivi oppure? Sì, sono attivi. Però bisogna insomma rinverdirli. Cosa prova a rivedersi? Perché questi sono tutti i suoi coetanei più o meno bellissimi della gioventù, estati caldi da passare in piscina, calde da passare in piscina con la compagnia. Ed è ancora bello perché d'estate si ritrova quel clima lì a Castelfranco. Castelfranco comunque continua ad essere una città a misura come era negli anni '80. Sì, secondo me sì, anzi, guarda il Palazzetto dello Sport, quest'area qui è oggetto di riqualificazione, la riqualificheremo tutta, sto aspettando il progetto esecutivo. Castelfranco è cresciuta rispetto a quegli anni lì, è ancora un punto di riferimento importante, lo si evincono dai numeri, insomma, io vedo il bicchiere mezzo pieno. Contento di vedere queste bellissimi, ritorno che magari non ci fossi anch'io all'epoca, chissà. Sicuramente qualcuno dei suoi concittadini si riconoscerà. Va bene, torniamo in studio perché sento già fremere il nostro regista Andrea Basso e anche Roberto Dorigon. Grazie a Arnaldo Brunetto, grazie a Stefano Marcon. Adesso noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi ripartiamo e parliamo di agricoltura. Si produce più come si produceva una volta, perché se una volta si faceva 10 in ipotesi, oggi si fa 5 per un territorio del minimo di larghezza di 40-50 metri. Questo qua è indiscutibile che si ha dei perdite in continuo. Il campanello d'allarme lanciato da questo agricoltore è sintomatico di una situazione che in molti cercano di cambiare, ma che l'atto pratico continua a sussistere. In parole povere, le nostre campagne sono soggette giorno dopo giorno al pericolo devastante prodotto da una certa leggerezza nel considerare che sia inquinamento che incuria ambientale trovano un numero di alleati sempre più consistente. Agricoltura e inquinamento è stato il tema di un convegno organizzato dal Collegio Professionale dei Periti Agrari della provincia di Treviso, svoltosi sabato a Conegliano, durante il quale si è cercato di focalizzare le possibili soluzioni a limitare il pericolo di cui si è accennato. E proprio l'agricoltura è spesso additata come responsabile dell'inquinamento ambientale in atto. Il convegno ha ridimensionato l'allarmismo di questi ultimi giorni, vedi caso Atrazzina nel Polesine, anche se il problema rimane, l'agricoltore è uno dei possibili elementi inquinatori ed occorrono quindi corretti dosaggi e norme di impiego di sostanze chimiche per ridurre i rischi a livelli bassi. Il problema è quello di come informare in maniera capillare gli utenti dei prodotti chimici, informazioni che solo i periti agrari sono in grado di dare, oltre ai controlli di ULSS e provincia. L'uso esagerato di sostanze chimiche si è rilevato disastroso in più di un'occasione, oltre all'inquinamento delle falde acquifere, ricordiamo le continue morie di api che nel periodo dell'impollinazione vengono avvelenate dalle sostanze usate in viticoltura.
Nel convegno si è discusso anche dei metaboliti. Si conoscono cioè i prodotti di partenza che, essendo omologati per legge, si possono usare, ma non esistono dati sufficienti dopo la loro trasformazione nell'organismo. Era il 1987, Lorenzo Brugnera, allevatore e presidente dell'Atelier di Soligo. Sembra il servizio di questa sera. Buongiorno. Benvenuto. È rimasto senza parole, ho visto. Sì, no, ma effettivamente no, è un qualche cosa che ti lascia un po' sorpreso a quei tempi. Poi ho visto alcuni personaggi all'interno, l'amico Fidenzio Benedos, ex consigliere regionale di quei tempi, il conte Marcello Del Maino, sono personaggi che erano lì molto interessati e sicuramente argomenti di prim'ordine, no, come lo sono tutt'oggi. Appunto, ma non ne siamo venuti fuori, continuiamo a parlarci addosso e continuano ad esserci i problemi, le api continuano a morire, quest'anno c'è stata una forte morire lo stesso, ma magari sono cambiati anche un po' il clima. Io credo che il cambiamento c'è stato, dei prodotti sono molto più light, chiamiamoli così, più leggeri. Poi ci sono delle molecole che ogni tanto qualcuno immette all'interno, no? e naturalmente questo contro la piralide, contro alcune cose, queste fanno i loro effetti e sappiamo che l'ape è molto delicata su questo. E io credo che noi come agricoltori, parlo per me, ma nel momento in cui riesco a vedere dei girini nell'acqua, no? e delle api che volano, siamo in un equilibrio buono, io direi, perché anche i girini sull'acqua è un qualche cosa che sono andati persi 10 anni, però oggi si ritorna a vedere questo, si ritorna a vedere ancora anche rane nei nostri un po' scoline, chiamiamoli così, nei fossi insomma. E questo fa sicuramente piacere. Poi i fossi sono molto più puliti perché una volta erano un po' lasciati lì, con le macchine oggi si puliscono, però c'è un miglioramento. Ecco, allora, guardando le immagini di ieri, l'oggi è positivo secondo lei? Cioè, abbiamo fatto un po' di passi in avanti, anche perché si sente ad esempio che a Conegliano addirittura vogliono fare il referendum sull'uso del glifosato, comunque dei pesticidi in agricoltura, in questo caso nei vini. Sì, io credo che a parte fare qualche referendum, bisogna che la parte della ricerca non sia quella che dà il responso e le risposte quelle giuste, perché non aspetta a me parlare bene o male del glifosato, no? Dico che se fa male va tolto, ma non si può prenderlo come capo espiatorio di tutti i mali che ci sono, no? Perché altrimenti sarebbe un problema. Io credo che non tanto per l'agricoltura di cui io faccio e che si può fare meno del glifosato, ma credetemi che determinate situazioni, ferrovie, qualche strada e via dicendo, senza il glifosato, no? Non so, decespugliatori o quant'altro, perché vediamo cosa succede lungo le strade di questi giorni. Bravo, determinate erbe e via dicendo, ogni tanto dico che schifo ragazzi, perché quando si comincia a vedere il sorgo matto, no, che comincia ad andare su di altezza di 2 metri, 2 metri e mezzo, che non si vede neanche l'uscita, no, diventa una pericolosità, però con questo non si salva niente. La ricerca che faccia la sua cosa, che dia i suoi responso, quello è quello che abbiamo bisogno, ma l'abbiamo bisogno per noi, per primi, che siamo tutti i giorni, no, i miei figli, noi nipoti futuri, no? Non mi piace sicuramente metterli sotto come posso dire, una cappa di veleni. Di veleni. Però proprio per questo, allora io volevo proporre l'RVM 18 ed è una cosa legata a Chernobyl e al metanolo, che sono stati 2 elementi devastanti per la nostra agricoltura nel 1987. L'Istato 18 lo sentiamo insieme. Chernobyl, metanolo, prospettive del settore agricolo veneto sono stati al centro di un incontro regionale svoltosi questa mattina al centro servizi della Fiera di Verona. Il presidente della regione Carlo Bernini e l'assessore di reparto Giulio Veronesi hanno tastato il polso all'agricoltura veneta, delineando prospettive future nel complesso abbastanza positive. L'incontro è servito per parlare di un anno che è stato contraddistinto purtroppo da numerosi momenti negativi che hanno costretto alla flessione anche la produzione veneta, ma si è trattato di momenti causati da circostanze esterne. La nube di Chernobyl ha avuto numerose ripercussioni, così come lo scandalo del vino al metanolo, 2 avvenimenti dei quali ancora si sente l'influenza negativa in questo settore. Ha fatto più male Chernobyl o il vino al metanolo alla nostra agricoltura trevigiana e veneta? Allora, se lo guardiamo dalla parte della salute, credo che Chernobyl sia stato devastante. Quest'estate
Ero su a Vodo di Cadore, dove ci sono qui loro tabbià, ho incontrato uno di quei uomini che hanno questi casoni che una volta mettevano i foraggi, e quando loro andavano a lavorare gli servivano anche contro i temporali e le piogge. E questo mi fa in un passaggio: io un porcino di queste parti non lo mangio, la motivazione e sono tutti i resti di Chernobyl, mi fa credere o non credere, no? Questo è il suo credo. E sicuramente Chernobyl ha lasciato dei segni indelebili, ancora credo che stiamo Quindi pagando. diciamo più che quello, mentre il metanolo è per chi lo ha ci ha bevuto. fatto cambiare un po' la mentalità però sul vino. Il metanolo è per chi lo ha bevuto, no? E per chi lo beve, no? E sicuramente ha cominciato a prendersi piccole dosi di veleno, no? Bruciandosi poi, no? E creandosi i problemi, no? Che si sono creati. La schifezza del metanolo, no? Che Chernobyl, un incidente sicuramente, anche quello, non dico che l'incidente sia stato programmato, ma un incidente che bisognava tenerne presente, il metanolo, scelta di alcuni uomini scellerati, no? Che per risparmiare una lira e fanno del male all'agricoltura, perché mettendo questo prodotto vuol dire che non mettevano altri prodotti. Però questo ti ha aiutato a cambiare la mentalità del vino? Adesso ad esempio il Prosecco, sarebbe impensabile trovare del metanolo nelle aziende. No, ma totalmente, in quei tempi quando torno indietro, che si pensa, via dicendo, che poi ne avevano vasconi pieni, lo hanno fatto fuoriuscire, hanno fatto di tutto perché hanno preso paura, e in una maniera devastante, creando anche poi all'ambiente, perché quando non molli iniziano. Però insomma ci ha insegnato. Ma è stata una lezione. Io credo che se oggi abbiamo una viticoltura di prim'ordine, perché io penso che così sia in questo momento, lo si debba anche a quel scandalo. Fosse bisogno, non dico si poteva evitarlo, però ha insegnato tantissimo. Le porcherie non pagano. Bene, visto che non si parla di porcherie che non pagano, adesso le faccio un regalo, perché lei in qualità di presidente della Teria di Soligo magari queste immagini le avrà anche già viste. L'inserto è il 25, Andrea, ti facciamo vedere al presidente delle immagini che forse non ha visto o non se le ricordava. Ce le descrive? Beh, qui si sta entrando nella parte vecchia della Teria di Soligo, cosa che io, quando sono andato a fare il presidente, non si scaricava più in quel posto. Lì abbiamo degli uffici, ci sono ancora gli uffici, no? Lo vedevamo soltanto che da soci quando andavamo su per le assemblee, no? Guarda qui un altro sistema di macchina, è tutto a mano, no? Questa è la mozzarella. È fantastico, questo è il latte, no? E qui credo che dovremmo essere a Caposile, se non vado. No. A Soligo anche Soligo, tutte immagini. Perché il latte è fresco, ok, sì. E a Soligo non è latte, non essendo il latte Guacati, non era nella centrale di latte. Guarda qui, le chiamiamo mattonelle quelle oggi, senza tappo, senza niente. Adesso cos'è cambiato di meccanizzazione? Vedendo queste immagini cosa prova? Da presidente e da socio. Ma io credo che l'agricoltura ha fatto dei salti epocali. Miglioramenti ce ne sono stati, qui vediamo lo yogurt di Soligo, qui vediamo una persona che pulisce a mano il prodotto, adesso andrà sotto, forse sotto una macchina, per dare la spazzolatura sopra, ma nei fianchi lo facevano a mano. Qui dove siamo? Qui siamo nelle vecchie, dove si stagionava il formaggio a Soligo, no? Nella parte vecchia della Soligo che esiste ancora. Qui ci sono i scarichi dei frighi, no? Che si nota. La meccanizzazione oggi, i macchinari oggi, che abbiamo visto il latte fresco, le macchine oggi sono asettiche, no? Non vengono a contatto con l'uomo, no? Il latte non vede neanche l'aria sostanzialmente, è cambiato tutto totalmente. Oggi si sta lavorando in una sicurezza con analisi, a quei tempi, no? Non è che il latte non fosse controllato, però la meccanizzazione era diversa. Oggi la meccanizzazione ha fatto dei ulteriori passi avanti. Ecco, questa meccanizzazione e questa attenzione al prodotto sta pagando in termini di mercato, di vendita? Il latte, insomma, reggerà il nostro latte, le nostre produzioni per la qualità o perché continueremo a fare prezzo? La qualità è dovuta, perciò nel momento in cui si migliora la qualità, forse
quello innovativo per primo ne può avere un beneficio per un breve periodo di tempo, poi è per tutti uguali sostanzialmente, no? Viene fuori una vettura, il primo che la prende è l'ultima vettura, poi se la prendiamo dopo 6 mesi siamo anche noi uguali a quello, perciò sostanzialmente è un adeguamento che tutti hanno e il consumatore sceglie, perché è il consumatore che noi lavoriamo per il consumatore, non lo dobbiamo dimenticarci, e il consumatore premia quelli che continuano a investire, quelli che fanno ricerca, quelli che vanno avanti, obbligati a fare questo, e è un dovere fare questo per la società, per i nostri figli. Adesso, proprio in tal senso, le faccio vedere uno spot del 1987. Lo vediamo insieme, l'inserto è il 19 e poi lo commentiamo. Casatella. Casatella sì, ma della latteria Montello. Vero latte intero per un peccato di gola, facilmente perdonabile. Sa perché gliel'ho fatto vedere? Perché la latteria del Montello oggi è? Nonno Nanni. E quindi è un esempio di che cosa? Beh, quella è una tradizione, qualcosa di veramente una tradizione, non era DOP a quei tempi, era Casatella trevigiana, ma sostanzialmente credo fatta nel modo tradizionale, che lo si fa ancora oggi alla stessa maniera, no, di fatto a quei tempi. Questo fa piacere, perché quando ci sono dei prodotti, delle eccellenze, no, le eccellenze continuano nel tempo. Questa è un'eccellenza che continua nel tempo. Ma adesso la fortuna è perché è il prodotto o perché è diventata Nonno Nanni e non è più Latteria Montello? Nonno Nanni è una sua storia. Nonno Nanni è una sua storia. Cioè, il brand volevo capire. Il suo fondatore, Lazzarin un tempo, ma anche così raccontato la sua storia, che è diventato Nonno Nanni, adesso me la ricordo un po' e la direi male su cosa, lui è diventato Nonno Nanni, ha fatto un brand, un marchio, no? Un marchio suo, e che è una cosa, ha fatto benissimo fare questo tipo di scelta. E voi che invece avete il marchio della Casatella? Noi abbiamo Latteria di Soligo, e il marchio della Casatella invece è un marchio comune per tutti i produttori della provincia di Treviso. Allora, i produttori della provincia di Treviso, i 11-12 produttori che si freggiano del marchio Latteria della Casatella trevigiana DOP, no? Noi ci incontriamo e scontriamo nel mercato con i nostri prodotti. Però tutto questo conta di più la Casatella trevigiana DOP o il brand Nonno Nanni? Nonno Nanni si è fatto un brand a livello nazionale, sostanzialmente. Io credo sia molto importante il brand di un'azienda. È molto importante, questo non lo possiamo dimenticare. Però il DOP ha un suo, perché a livello di consumatore. Sicuramente riconosciuto, sicuramente diventa una sicurezza perché è un controllo di dietro, è una filiera che controlla. Il brand di un'azienda, no? C'è i suoi controlli, però ha i suoi controlli, mentre quando facciamo un DOP, che possa essere Asiago, che possa essere Montasio, che possa essere di qualsiasi natura, o come addirittura anche il Grana Padano in questo momento, no? Che vuole le aziende certificate, no? Per il benessere degli animali, noi continuiamo a crescere e continuare ad andare avanti, perché il benessere animale, andando su questa storia, vuol dire anche stiamo meglio noi agricoltori e naturalmente il latte è più buono. Ecco, e intanto continuiamo questo discorso, le faccio vedere delle altre immagini, l'inserto numero 6, sempre per il nostro regista Andrea Basso e per il nostro addetto all'RVM Roberto Durigon. Sono immagini mute, quindi le commentiamo insieme, sono dell'85 e riguardano un'acquisizione che voi avete fatto. Non so se riconosce il marchio. Qui siamo a Sant'Artemio, quindi siamo alle porte di Treviso, tutto questo non c'è più, nel senso che adesso è diventato un residence di alto livello, e una volta era la Trevenlat. Il commento. Beh, intanto è una storia piacevole da vedersi. Credo sia stata ceduta nei tempi che Latteria di Soligo ha fatto il nuovo caseificio nel 96 sostanzialmente, ma un po' prima, per autofinanziarsi. È un qualche cosa che hanno fatto quella volta, hanno fatto una scelta. Io oggi non avrei fatto quella scelta, infatti non ho mai venduto i gioielli della Soligo. Trevenlat era un marchio importante, un marchio che
mi pare. Ma cos'era, una cooperativa anche questa allora? Sì, il Treviso era Treviso e Venezia. Si sono messi assieme, hanno fuso il consorzio, perché qui veniva da Polinghito Lombardo, no? La storia è una storia che parte molto da distante, poi c'era la SIP, mi pare che quella di Venezia, dove che noi abbiamo attualmente la sede. La PLIP? La PLIP, bravo, ecco quello di Caposilla Portogallo, quello del Bar Bianco, quello che se andavi al mare ti fermavi lì a bere un bicchiere di latte. E naturalmente era tutto passato sotto la Trevenlat, perché unendo i due marchi era passato tutto alla Trevenlat, no? Una delle cose che mi ricordo di quei tempi, che non ero né presidente né quant'altro, la crisi della Trevenlat passa che per mancanza di latte e mancanza di liquidità pagava sempre di meno i soci, comprando il latte e pagandolo di più. Quando una società fa questo, quando una cooperativa fa questo, paga più il latte d'acquisto dei propri soci, la fine è molto vicina. Perché non avete tenuto anche tutta la struttura? È stata venduta dai miei predecessori per fare il caseificio di Pieve di Soligo. Ah, quindi la vendita dell'area è stata... La vendita dell'area, addirittura lì... Ma lei avrebbe fatto così o avrebbe tenuto la... Non ho venduto, io sono un contadino, non vendo. I contadini quando hanno delle loro proprietà su cosa se le tengono. Io ho una mia mentalità che è su questo: cambio, rinnovo, vado avanti. Lì c'era anche un polverizzatore fatto con fondi europei, credo mai partito, ma fatto a quei tempi dalla Trevenlat. Ma il polverizzatore cos'è? Il polverizzatore, dove si prende il latte, viene sprayizzato e viene spinto da una macchina, spray, e l'acqua viene vaporizzata e rimane la polvere. Ah, quindi latte in polvere? Latte in polvere, quello che attualmente funziona molto bene, no, a Torino, no, che viene fatto da un'azienda che le Invernizzi, i proprietari sono questi e lavorano per la Ferrero con solo latte italiano. Quindi in realtà la Trevenlat avrebbe avuto delle opportunità notevoli perché aveva già dei macchinari. Ma le idee erano veramente all'avanguardia, tranne che non sono riusciti a metterle in essere, no? Come quando hanno fatto anche dei macchinari per lavorare il siero a quei tempi, no? Che volevano fare delle bevande di siero, ma poi si sono persi, le idee sono perse, no? Sono costato, ma neanche contro le difficoltà sostanzialmente, erano anni in cui che forse avevano troppi soldi. Va bene, allora adesso la faccio andare ancora più indietro e continuiamo a commentare le immagini. È una sorpresa continua. Andiamo al 1980, lei è un allevatore, adesso le faccio vedere le immagini di un parto di una mucca, secondo me è istruttivo perché vorrei sentire il suo commento. L'inserto giusto per il nostro regista è il 13, eccolo qua, questo è il nostro archivio, quindi c'è anche il commento di chi poi l'ha archiviato. Sono immagini del 1980. E si fa ancora così? Lasciami guardare. Comunque la prima parte, lo commento, la prima parte se uno è presente di mettere una mano è qualcosa che si deve fare per sentire se la posizione del vitello all'interno è a posto, se si presenta con le due gambe davanti e la testa è a posto, perché se una gamba è girata e la testa è girata e non c'è presenza dell'uomo, muore vacca e vitello. Ma bisogna tirarlo così? Sì, si aiuta l'animale, perché aiutando l'animale sforza molto meno, no? Sforza molto meno. Allora è un piccolo aiuto. Quello che stanno facendo adesso è proprio un aiuto da poco, via dicendo, molto probabilmente penso che daranno una mano anche tirandolo un po' di più. Qui stanno legando gli zoccoli. Questo comunque è un parto non tanto normale, in quanto la vacca è in piedi. Noi lasciamo le nostre vacche che sono libere, si coricano, eccola lì, la vacca è coricata e di conseguenza, no, si vede le gambe per di dietro, sì. Quelle erano anche mammelle troppo grandi, oggi abbiamo selezionato animali con mammelle più piccole. Lei dà delle spinte in maniera continuativa, ogni volta che dà una spinta si apre qualche millimetro la parte del parto e viene avanti. Lì hanno messo attualmente 2 cinghie, una per gamba, no? Abbastanza larghe e non infieriscono nelle gambe del vitello, ecco la testa che ne sta uscendo, no? Però aiuta molto la vacca. Se un vitello rimane fermo in questa posizione per qualche minuto, il vitello è morto, perché la placenta è già staccata. La placenta è staccata, è fuori e sul collo. Assistere la vacca in un parto così, no?
aiuta la vacca nel parto. Noi oggigiorno non le guardiamo soltanto, se mettiamo una mano vediamo che tutto è a posto, la vacca è libera, si alza e si abbassa un po' di volte, no? Partorisce da sola, no? E partorisce da sola e basta. Ecco, io vedo però c'è anche molta attenzione, per cui tendono a massaggiarlo. Allora, se mi posso permettere, sì. Certo. Che a quei tempi lì, nel momento in cui moriva un vitello o moriva una vacca, era una disgrazia per questa, perché negli anni 80 avevo 30 anni, no? E sostanzialmente gli animali, quando ho fatto l'amministratore del comune di Fontanelle, che abbiamo fatto un censimento, c'erano 750 stalle nel comune, la luce elettrica era arrivata un po' da anni, via dicendo, ma non era tutto quel benessere che stiamo vivendo oggi. Qualcuno cominciava a chiudere le stalle, no? Perché c'erano i free, ormai il latte si poteva mantenere più giorni anche acquistandolo fuori, i formaggi. Ecco, posso chiedere una cosa, perché gli buttano dell'acqua in testa? Allora, no, c'è un vizio che mi è rimasto anche io quando sono lì presente, no? Perché il vitello quando lo buttano nella testa o un po' in un orecchio, no? Lui gli dà un po' di... chiamiamolo fastidio, no? Ma scuote la testa e in teoria stimola il respiro. Perché la cosa che noi tentiamo di fare è stimolare il respiro dell'animale. Lì ho visto uno che gli ha dato un pugno di sale all'animale e sostanzialmente, ed erano più bravi di adesso, no? Perché o si porta un po' di acqua e magari anche tiepida se siamo lì, perché l'animale esce un vitello che pesa 40-45 kg, tutta l'acqua che ha all'interno, via dicendo, rimane un vuoto nell'animale, e allora se l'animale beve non riempie meglio quel vuoto e tutti gli organi stanno molto più separati e stanno meglio. Quindi il sale serviva per stimolare perché quando uno mangia il sale gli viene sicuramente la sete, no? E allora gli metteva questo pugno in bocca. Rivedendo quelle immagini, che emozione? Beh, diciamo che rivedendo queste immagini, no, mi torno indietro, fate conto che parlo per il mio allevamento. Ho fatto il mio allevamento che ho spostato la stalla vecchia dove adesso addirittura abito, era gli anni del 70-71, avevo fatto una stalla esterna che ancora con mucche legate, perché le mucche le ho liberate negli anni 80 e allora abbiamo capito, perché non c'era i telefonini, via dicendo, televisioni, viaggi e via dicendo che ci sono adesso, le conoscenze erano molto limitate, no? E allora abbiamo cambiato il sistema di allevamento, animali liberi, animali che si muovono, animali che quando vanno al parto non hanno tanto bisogno di essere aiutati, se si trova il vitello in una posizione non idonea, o si aiuta o muore tutto. Allora adesso il tempo è già finito, avevo molte altre cose da fare. Ormai. Sì, siamo andati velocissimi, però le faccio vedere una cosa e la devo far vedere assolutamente, perché secondo lei qual è il dispetto peggiore che si deve fare a un agricoltore, anzi un contadino? Qual è il dispetto peggiore, quello che lo fa proprio più imbestiare? Glielo dico io, gli si taglia le viti. E vediamo l'inserto 12, questa è un'intervista che non è mai andata in onda perché era improponibile a quei tempi riuscire a salvarla, adesso con le moderne tecnologie l'abbiamo salvata, quindi un fuori onda che vi proponiamo per la prima volta dell'archivio di Antena 3, sentiamolo insieme e capirete perché era difficile da recuperare. 3, 2, 1. Ma chi può essere stato a compiere questo scempio? Ah, non so dire, lo so. Quando succede? Mercoledì notte. Ecco, lei ha ricevuto anche delle minacce recentemente? Sì, l'anno scorso, dei lettere anonime tipo Skei. E che senso? Che minacce sono? Quanto sappi, occuparmi di Skei. Skei, voglio Skei perché il brigate rossi era viva. Ma lei non si trova in zona verde agricola? Sì, altro che zona verde agricola, perché non vai qua non devo andare. E poi Skei. E mi Skei non indavo, perché era complicato che mi copre mi Skei non indavo nessuno. Perché quasi mio avevo comprato contribuire, è stato il sindaco che a facoltà di fabbrica di zona verde agricola, come che stavo le storie a me. E quando chi viene qua al comune che mi manda via, è una via, ma finché sono qua resto. Perché se vuoi lavorare per la vita, per fare, no? Ti devi andarti via, che non sei giusto che manda via un contadino che ha fatto la vita a lavorare 50 anni, perché che ha fatto quella fabbrica in zona verde agricola. Dove vuoi andarmi? In piazza Signori che va che? Me la di noi, perché dice poche puttane a Treviso. Vuoi me ne ancora? Va che? Questa è la prima volta che le fanno un'angheria simile? La prima volta si cominciava così, adesso io vedo chi va avanti, chi stai.
ormai di paghe, ma questa è facoltà del comune e paese, che è stato lui là che ha facoltà di fabbricare giorno verde agricole, e gli ha messo su a pignata, qualcheduno, gli ha messo su, e gli ha messo su a pignata, io dico qualcheduno, perché non sono giusto, se fabbricare giorno verde agricole, un fabbricato del genere, non abbiamo né strade né niente, né neanche fogni non che neanche fogni hanno che perché era che il capannone va avanti, che persone mi hanno a chiamare, che vuoi scaricare i fogni non ieri, neanche i fogni. Lei ha avuto parecchie denunce, parecchie questioni. Un quintal, guarda le carte, te va dall'avvocato, che non ha scalzone, che mi te va da un altro avvocato, anche qui, un quintal di denunce, manca, sa tu chi va, manca meglio fuori qua, è il Papa e il Vescovo, siamo fuori tutti, ma tu... Che siamo noi altri. Dovrò andare qualche taglio, sennò le denunce aumentano. No, le denunce aumentano. Era solo per far vedere quando si arrabbia un agricoltore, in questo caso è la battaglia tra diciamo così, costruzione e terreno. Il metodo poi però di farsi, chiamiamola giustizia o dispetti, non credo non sia la strada giusta questa, perché non è che nel momento in cui fai arrabbiare uno risolvi i problemi, forse lo fai ancora di più, diventare più tenace. Se ci sono delle cose che non funzionano, credo che la miglior cosa sia andare per le vie legali e le vie giuste. Sicuramente un agricoltore si chiede tantissimo quando gli succede questo, e succede ancora oggigiorno, no? Il perché, e chi odia tanto per fare questo po' vigliacco, che vorrei chiamare dicendo, perché è una vigliaccata quella che fa uno che fa una roba del genere, uno che non ha coraggio di affrontare la situazione, che non risolve il problema. Però queste cose succedono. Però è un messaggio sempre sia a destra che a sinistra, no? Che dove ci sono delle problematiche vanno affrontate e si cerca di risolverle. Tante volte, lui diceva, le case che hanno vicino, anche adesso che se qualcuno pianta degli alberi cerca di irrorare con quegli atomizzatori nuovi che non vanno a dispersione. Insomma, tecnologia oggi ti dà una mano. Prima si stava parlando di tecnologia nel latte, e le tecnologie danno una mano anche in agricoltura, e gli agricoltori devono investire su questo, perché dobbiamo starci. Cioè, l'agricoltore deve pensare che senza consumatore per chi andrebbe a produrre? E naturalmente il consumatore ha bisogno del produttore, perché dove c'è il produttore, dove c'è una simbiosi buona, no? Tutti e due stanno bene, no? Se uno odia l'altro non si va da nessuna parte. Grazie a Lorenzo Bruniera, adesso noi ci fermiamo con un po' di pubblicità e poi torneremo con un altro fuori onda. No! Vai! È troppo! Dio, intervista! No. Vai, Dino! Dino! No! Dai! Dai, l'intervisto io! Allora! Vieni qua! Allora, come state? Male! Come male? Non vi divertite? Sì! Qual è la giostra che vi piace di più qua? Il Tagadà! Cosa trovate di diverso dagli anni scorsi? Niente, tutto uguale. Cosa pensate che ci vorrebbe? Oh, c'è già abbastanza! Penso vada bene così. Basta, guarda. Com'è adesso? Un po' di paura! Divertente però! Dino, come va? Malissimo! Non lo guarda mai E come vi avevo annunciato il fuori onda, eccolo qua, Tino Giacomin 1986, la giostra era il Pirata e siamo qui adesso proprio per parlare delle Fiere di San Luca. Siamo con Corrado Carpentieri, presidente dell'associazione Fiere di San Luca. Buonasera, ben arrivato. Buonasera. Allora, al di là del fatto che era un fuori onda e che proprio in questo caso abbiamo avuto il reporter che si è assolutamente bloccato,
Guardando quelle immagini, che cosa le è venuto in mente? Nostalgia. Da quanto tempo è che lei fa le fiere di San Luca? Da sempre, la mia famiglia da sempre. Lei praticamente è nato con le fiere? Sì, praticamente sì, oltre sono stato anche a scuola qui a San Pelagio, andavo a scuola al Volta, perciò lì in Restera, la mia famiglia è sempre venuta alle fiere. Per voi diciamo che siete itineranti, perché poi andate a Jesolo, eccetera, eccetera, le fiere di San Luca cosa sono? Sono un punto fermo durante la stagione, l'unica manifestazione veramente importante e tradizionale che negli anni ci dà soddisfazione veramente. Allora adesso con la nostra regia andiamo a vedere il primo RVM muto, si dice in gergo, cioè il numero, lo 01, perché andiamo a vedere com'è il prato della fiera nel 1980 senza le fiere, e vorrei che lo commentasse Corrado Carpentieri. Eccole qua, queste sono le immagini degli anni 80 del prato della fiera, e io quando le ho viste, addirittura queste qui le avevano girate veramente i predecessori miei, mi ha dato un senso veramente di, come dire... Abbandono? Sì, assolutamente. Ecco, voi quando arrivate alle fiere per cominciare a preparare, eccetera, come trovate questo luogo e come l'avete trovato cambiato negli anni? Qui vediamo addirittura molto più verde, adesso è asfaltato, sì. Prima era proprio abbandonato a se stesso, poi vedremo anche delle altre immagini. Noi, adesso veramente è un parcheggio, a differenza, ecco, una volta era proprio il giardino sotto casa, perché il residente, ecco, su queste immagini noi una volta si mettevano le abitazioni il periodo di fiera, e dopo con il tempo sono stati asfaltati i viali. Anche queste cose qua, galline. Sì, le galline, sì, mi ricordo, eravamo bambini, noi si correva sulle stradine con i residenti, c'erano le galline, sì, le oche, mi ricordo, perché qui poi era la tradizione, il periodo dell'oca, ecco proprio. Ecco, qui siamo negli anni 80, mi pare che qui stiano cominciando a fare le fognature, immagino. Qui sì, questi erano i lavori, sì, proprio negli anni 80, 81, hanno realizzato i sottoservizi, perché prima era un campo, indurito, ma però un campo, invece adesso abbiamo fatto i sottoservizi, le linee non ci sono più, i pali della luce perché passa sottoterra anche quella, avevano fatto i sottoservizi, sì. E adesso tutto questo ovviamente non c'è più, nel senso che è cambiato un po', anzi molto devo dire, la fisionomia, però lì il senso era veramente un luogo, non dico di abbandono, ma insomma adesso ad esempio questa villa è stata completamente ristrutturata, tutta l'area è diventata quasi una nuova area d'élite. Sì, ecco, cos'è che ha fatto la differenza secondo lei, portando da luogo di dimenticato, abbandonato sostanzialmente, se non per il momento delle fiere, a luogo quasi VIP? Secondo me è una questione anche di esigenza della città, perché l'area è vero sì che ospita le fiere 20 giorni all'anno, però il resto dell'anno è un parcheggio dell'ospedale, e sicuramente un posto tranquillo, bellissimo, con un fascino a dir poco unico, raro, perché sei a un secondo dal centro, a un secondo dalla Restera, che ti dà un paesaggio, un verde stupendo. Io ci verrei a abitare anche domani mattina. Beh, insomma, lei si abita tutto sommato per quanto? 20 giorni all'anno? Sì, 20 giorni all'anno. Allora, con il nostro Andrea Basso alla regia e Roberto Durigon all'RVM, invece ritorniamo dal 1980 al 1986, questo è un RVM sonoro delle fiere di San Luca, lo teniamo di sottofondo perché questo è il periodo delle fiere. E adesso lo rivediamo perché rivedere insieme, diciamo così, certe attrazioni e certe persone, ecco qui le teniamo proprio l'RVM abbastanza lungo. L'abbiamo convocata perché volevamo fare un confronto tra le fiere di San Luca di ieri e quelle di oggi, ma soprattutto i ragazzi, i bambini di ieri e quelli di oggi. Voi che siete i responsabili delle attrazioni, che differenza notate? A dire la verità nessuna, nel senso che il sorriso sulla faccia della gente è stampato ieri, oggi, e credo sarà stampato anche domani, anche i bambini che si divertono. Vedi, questo era il missile, da noi non c'è più, l'attrazione ha fatto la sua epoca, ha avuto parecchio successo e dopo è cambiata. Ad esempio queste attrazioni qui quando non funzionano più cosa fare? Vengono smontate, vengono vendute? Sì, si cerca paesi esteri magari un pelo più indietro di noi e automaticamente si trova la collocazione di là. Est Europa oppure paesi verso l'Africa? Est Europa, perché
diciamo, partendo dalla Germania è al top con le tecnologie, poi veniamo noi e poi si passa ai paesi, diciamo, dell'est. Ecco, questi sono i ragazzi di ieri che poi in realtà sono i genitori di oggi, perché qui parliamo, però i ragazzi di oggi dicono tutti che sono tanto più virtuali, cercano, volevo capire se, le frittelle, credo che questo sia... Sono rimaste, magari sarà cambiato un po', diciamo così, la procedura di cottura, ma immagino che siano rimaste tali e quali. Dicevo, ma i ragazzi di oggi che sono molto più virtuali, sono molto più smartphone, sono molto più così tecnologia, vanno ancora, a parte che l'otto volante non c'è più, ho scoperto. No. Anche questa è una delle emozioni forti che, insomma, tra l'altro non tutti avevano il coraggio di affrontare. Per quegli anni lì era fantascienza, cioè proprio è stato, credo, l'unico in Italia, era dalla famiglia Viviani, che ora si sono trasferiti all'estero per lavoro, loro hanno un parco in Marocco, sì, sono spostati là, e loro era fantascienza questa, contando che c'erano ancora le giostrine con i cavalli azionati a mano, e loro sono arrivati con questa attrazione che era bellissima. Ecco, no, tornando ai ragazzi, allora, i ragazzi di oggi vanno ancora ad esempio sulla ruota panoramica, vanno ancora su queste, diciamo, giostre che danno un senso di fisicità, oppure cercano più, che ne so, le realtà virtuali o quant'altro? No, secondo me il divertimento della giostra è il divertimento concreto e sano, perché alla fine una giostra ha tutto del divertimento sano, piace tantissimo. Io che sono lì dall'apertura alla chiusura vedo i ragazzi che li perdono i cellulari alle fiere, perché passano veramente in secondo piano, perciò sono molto importanti. Fanno staccare un secondo la spina, perché ormai i ragazzi vivono con questo cellulare in mano e hanno perso tutte le sensazioni. Invece arrivando a fiera, i profumi delle frittelle, la musica, la giostra, la voglia di stare insieme, la ragazzina, perché come abbiamo parlato tante volte, quanti amori sono nati alle fiere. Quante persone si sono conosciute. In effetti volevo vedere se con il nostro, non so se è lo stesso RVM, se possiamo andare più avanti, perché poi c'è una giostra che secondo me passano le generazioni, ma quella c'è sempre, cioè che è il Tagada. Non so se è adesso più tardi, però la sensazione è quella. Diciamo che l'altra domanda era, alle fiere sono più i genitori che portano i figli o sono i figli che portano i genitori? Secondo me i genitori che portano i figli. O il nonno che porta il nipote, perché come abbiamo detto l'altra volta a fiera ci si va 3 volte. Da bambino, adesso il nostro Andrea Basso ci fa vedere. Da genitore e da nonno. O no? Eccola qua, e io volevo far vedere questo è un evergreen, no? Chi non è salito almeno una volta sul Tagada. Ecco, questa macchina qui ad esempio è cambiata nel tempo, sostanzialmente rimane sempre la stessa. E poi un'altra domanda che viene spontanea: quanto dura una macchina prima che, diciamo così, non sia più sicura? E che controlli fate? Perché ad esempio ogni tanto sentiamo in altri parchi divertimenti qualche macchina che esce. Questo qui credo che chiunque almeno una volta nella vita sia salito su. Sì. L'attrazione come la giostra del Tagada credo abbia. Coda che c'era. Mamma mia, veramente. Ancora oggi, perciò stiamo parlando di una giostra che ha almeno 40 anni, non la struttura, ma diciamo il modello, e ancora adesso piace, è sempre piena. Ecco, ma che cosa ci trova? Cioè, non si sa. Non si sa, ma cosa ci trovavi tu quando ci salivi? Ma io ci salivo perché facevo le riprese. Per cui... Va bene, però magari voler provare a stare in piedi, o perché avevi addocchiato una ragazzina e allora volevi fare anche tu il giro, e poi perché ci si diverte, le giostre devono dare divertimento, e questa credo che sia una di quelle che dà il divertimento. Ma soprattutto allora anche le nuove generazioni, torniamo anche a questo discorso, che sono più legate alla virtualità adesso, tra l'altro i giovani non riescono neanche più a dire se ti voglio bene guardandosi negli occhi, ma si mandano i messaggini, WhatsApp eccetera. Andare alle fiere significa mettersi in gioco? Secondo me sì. Io ho detto prima, il cellulare alle fiere lo perdono, perché io vedo sulla giostra di mio figlio, perdono il cellulare sui sedili dell'attrazione, tornano dopo mezz'ora, ma per caso ho lasciato qui il cellulare? Quando invece le mie figlie a casa, quando non sono lì con me, sempre con questo telefono in mano, non lo mollano un secondo, allora vuol dire che c'è qualcosa alle fiere, vuol dire che gli crea quella sensazione di libertà o di svago, che per un secondo lasciano stare questo telefonino che
deleterio. Allora adesso noi andiamo un attimo in pubblicità, poi torneremo perché abbiamo un altro fuori onda e vi faremo fare proprio un giro, un vero e proprio giro in giostra. Arriva. Già fermati, sì. Ce la fai? Guardate che ti prego giuro. Tranquillo, non ti stacca neanche. Ecco, allora sentite in sottofondo, queste sono immagini che sono dell'86 e sono immagini che ho fatto io, tanto è vero che mi si sente in sottofondo, sono con Roberto Di Landro che faceva lo specializzato, quello che tra l'altro ha fatto l'intervista prima al posto di Tino Giacomini, e quello stesso anno abbiamo provato questa macchina qua e giusto per una cosa, io continuo a dire non si stacca perché la pressione che si veniva a esercitare per effetto della gravità staccava i registratori, tanto è vero che non si riuscivano a fare le riprese ad esempio sull'ottovolante perché quando andavi al giro della morte si staccava costantemente e il registratore andava in protezione. Questo qui dicevi, Corrado, che è un'attrazione che è venuta nell'86 come prima volta, sì, era nuova, proprio appena uscita. Non mi ricordo più come si chiama. Doppio Ranger si chiamava questo. Doppio Ranger. Della famiglia Puzzi. Adesso hanno il Matrix loro come attrazione qui a Fiera. Ecco, in questo caso qua, ad esempio, cioè, queste macchine qui dovevano avere ovviamente 1000 controlli per la sicurezza. Beh, questa era un'attrazione super sicura, ne hanno fatte tantissime, era della ditta Farfabri di Bergantino, sai, il paese della giostra, e la giostra ha avuto un sacco di successo questa, veramente. Ecco, ma le giostre come vengono progettate e soprattutto che cosa si va a puntare? Cioè si va a puntare sull'emozione, la gravità, l'assenza di gravità, cioè quando uno le progetta e quando uno poi come te le compra, dove va a puntare? Cerca logicamente di puntare sulla novità assoluta, nel senso di non trovarsi la concorrenza. Però deve stare all'interno sempre di un target di clientela, perché se è troppo estrema è penalizzata perché si riduce. Cos'è che dicevate voi una volta a proposito delle giostre? Che se la va a testa in giù prima o poi ti viene giù, nel senso non che si rompe la giostra, però non fai i soldi, farai soldi 1 o 2 anni ma poi la giostra tende a cadere. Invece ci sono adesso, cambiando le generazioni, più in alto vai, più sotto sopra vai, e più funziona. Ma allora qui in questo caso le giovani generazioni cercano loro l'emozione forte? Sicuramente sì. E quindi torniamo al discorso che facevamo prima della pausa pubblicitaria, cercano l'emozione perché la virtualità non riesce a dargliela e quando la scoprono magari... Certo, alle fiere trovano l'emozione che la virtualità non può dare, perché la sensazione è vero può dartela mentalmente, ma però fisicamente solo sulle giostre puoi trovarla. Andrea, magari con il nostro Roberto Durigon, vediamo anche altre immagini del Prato della Fiera. Abbiamo visto il Prato della Fiera vuoto nel 1980, poi abbiamo trovato delle altre immagini del 1981, quindi con i lavori fatti. Intanto che chiacchieriamo, perché mi piace lavorare su questo contrasto. Allora hai un periodo in cui le fiere sono colori, luci, emozioni, sensazioni, e poi il resto dell'anno è il mortuorio. Qui siamo nel 1981, non so se si nota la bianchina, sì. E poi il resto, Corrado Carpentieri, commentano. Un mio collega che
all'inverno c'erano dei periodi dell'anno che il comune dava la possibilità, questa è la ditta Salomon, loro sono proprio di Treviso, di Fiera, e loro si venivano a fermare qui. Guarda il camion. Sì, nel periodo diciamo dell'inverno, quando non ci sono magari le fiere, oltre fiere anche altre, si venivano a fermare qui. E vedendo queste immagini che cosa ti viene in mente? È bellissimo, più che altro perché vivendola tutti i giorni, in questi 20 giorni, ma a parte io vengo giù a vedermi Treviso diverse volte all'anno, e vedi proprio l'impatto che ti dà, molto bello, molto bello. Ecco, queste immagini, ad esempio qui nel 1981 quanti anni avevi? Io sono nel 75, perciò avevo 6 anni. E quindi? Io qua, al negozietto questo qui mi ricordo, prima di andare alle Volta, ci si fermava a comprare le caramelline, perché è proprio sull'angolo, lì è la casa dei Bassan, all'angolo. Ecco, e quando arrivavate qua da bambini, cioè trovare questo luogo, che emozione vi dava? Nel senso che eravate un po' fuori dal centro, oppure vivevate bene comunque? Si viveva da Dio, perché quando arrivavi ti sentivi a casa, perché i residenti che conoscevi a scuola ti aspettavano, loro sapevano che tu arrivavi, e allora era un momento di festa. Qui si mettevano tutte le abitazioni, mi ricordo, e con i miei nonni ancora... Non so, se torni un attimo in studio perché si sta emozionando, adesso io non voglio dire, però... insomma una vita, non è che ci passi una vita, poi se stai bene su un luogo logicamente ti vengono anche i ricordi, bello, bellissimo. Allora, continuiamo, però torniamo allora al contrasto, torniamo al 1987 e teniamo il tappeto di sottofondo. Altra domanda, sicurezza, perché so che quest'anno ad esempio voi avete aumentato la sicurezza, è peggiorata, migliorata la microcriminalità come la chiamano adesso, alle fiere attecchisce, non attecchisce? Noi abbiamo fatto di tutto assieme all'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine, che ringrazio, abbiamo fatto di tutto per debellarla, e alle fiere è un luogo sicuro. Da quest'anno, a differenza anche degli altri anni, nonostante ci siano sempre presenza forze dell'ordine, vigili urbani, vigili del fuoco, l'ambulanza, abbiamo anche il servizio di sicurezza privato, ci sono i bodyguard agli ingressi e anche all'interno. Ma quando c'erano in questi anni qua, com'era? Come sicurezza? No, non c'erano problemi, la vita era molto più semplice. Sì? Era molto più semplice, secondo me eravamo molto tutti più buoni. Questo che attrazione è? Questa era di Amadio, della famiglia Amadio, era la casa delle scimmie, avevano i scimpanzé ammaestrati, una famiglia li hanno ancora, se li sono dovuti tenere perché logicamente ormai sono anziani, non li fanno più lavorare. Tu pagavi e entravi all'interno a vedere lo spettacolo, andavano sul go-kart, sulla bicicletta. Accidenti. Sì. Sì, andiamo indietro nel tempo, Qui è immancabile, questo è proprio... insomma, ho detto prima, era fantascienza quegli anni lì, era fantascienza. Colossus. Sì, era veramente un colosso perché... Ecco, poi una delle ultime cose, perché poi qui il tempo sta scivolando via, il rapporto tra le Fiere di San Luca e il Luna Park di Jesolo, perché poi l'altro appuntamento dell'estate, mentre questo era d'autunno, d'estate quando andavi a Jesolo non potevi non andare al Luna Park. Differenza di pubblico e di giochi. Le attrazioni si assomigliano, certe sono le stesse, e il pubblico logicamente è un pubblico completamente diverso, perché a Jesolo viene il turista, viene l'occasionale, invece a Fiera viene il vero cliente. Chi a Fiera è venuto ci viene, ci porta il figlio e ci ritorna, perché io tutte le sere vedo sempre la stessa famiglia che viene lì, si acquista le frittelle, la mandorla, fa il giro sulla giostra, perché proprio gli piace, vogliono venire alle fiere. Ecco, a proposito di venire alle fiere, noi ci vediamo questa sera perché nel pomeriggio di oggi voi avete accolto per la prima volta degli anziani, anzi delle persone con malati di Alzheimer. Perché avete fatto questa esperienza? Abbiamo provato a fare questa esperienza grazie anche a te, Lucio, logicamente, perché alle fiere di San Luca tengono molto al solidale, danno una mano per quello che possono, quello che riescono a tutti, e questa prima puntata zero di questa giornata
per le persone malate di Alzheimer, spero che abbia un futuro e che porti a loro e alle loro famiglie, diciamo, questo meccanismo del ricordo e gli dia la possibilità di sorridere anche per loro, ricordando, magari dicendo c'ero anch'io alle fiere, portavo la mia figlia. E quindi di riaccendere un po' questa situazione qua. Beh sì, è una bella iniziativa, tanto è vero che a questo punto le fiere non diventano solo, diciamo, divertimento, ma diventano terapia di fatto. Si spera di riuscire a fare questo, è vero. Va bene, io direi che con questo auspicio, quindi il passato l'abbiamo visto, il presente abbiamo capito che insomma i giovani hanno sì il cellulare, però comunque l'emozione e anche, perché no, la possibilità di poter approcciare direttamente, le fiere la danno ancora, il futuro magari anche come terapia c'è. Direi che con questo noi salutiamo il nostro Corrado Carpentieri, si conclude questa puntata di 40, abbiamo cercato di raccontarvi come sempre il passato per vedere insieme il presente, per valutare quale può essere il nostro futuro insieme, e come sempre vi do appuntamento a venerdì prossimo con una nuova puntata. Buona serata a tutti.